estredaria e con gionde ligrie ti insegni il furlan, fasintune magie, tu impari in chiesa e in ogni look, con vai ridadis e sempre col giuc, o puso in vastis novis lezions. Dutis in musica e chiantan trist canzons, vendunche cum metami la man, giue, chiante, rid, crespar furla. Mandi amis, c'è bien tornavi odius, come stai so? C'è? C'è o intorno al quel? Beh, queste e la C con la cedilia e un C con un piccolo simbolo sotto che insomma ha un piccolo S che rappresenta il suon dolce delle lettere C. Queste lettere si le può stiatare all'alfabeto furlan, ma anche tacchel catalan, tacchel francese, tacchel portoghese e in tanti altri linguis, ma no, in che italiano. La lettera C con la cedilie ha una sola posizione dentro i desperaulis. Se o volessi imparare la sua posizione, chiantate con me queste canzoni. O sono sicura che se le ascoltate 5 volte, o sarete dal sicuro esperti su quanto doprale. Scommettino? Lusa Toni e Lusa Emilie, tu la mettici con la cedilie, lo sai io e anche tu, che va prima di A, di O e di U, tu le chiatis dal principi, lu andite in municipi, cominciate ciore cius, o tal miez comincia il cius, no le propite banal, di chiatale in final, come in miez riccia braccia, o in polezza ghiz palaccia, la cedilie fluino prime di come in Cine o Cesaro, e è finita la canzone. Chiars insegnants e chiars amis che avete gusto di imparare la lingua furlana. O sono sicura che dopo aver cantato queste canzoni avete imparato dove metti queste lettere. Ma facciamo un trucco. La C con la cedilie si può stiatare in principi di una paraula come inciate, ciore, cius, oppure tal miec come in chialciuz. Oppure o potete stiatare in finale come in miec, rich, abrac, polec, aghic. La lettera C con la cedilie si le mette sempre prima de vocal A e prima de vocal O e U. A, O, U. La C, senza la cedilie, si le mette sempre prima di I, come tal esempio di Cine, o prima di E, come tal esempio di Cene, Cesarone e tanti altri. O propone ai insegnanti di fare un gioco in palestra o al giardino, o potresti di chiamare le lettere C e C con la cedilie e le vocali che usai mettuto dal link in descrizione di canzone precedente dall'alfabeto furlan.
o fases in mood che i vostri sarlevs attaiedin is lettaris, o podes metti un cordonut, un egale, un fil, parmettilo attorno al quel, e poi dopo o domandais ai frusti sparmiciassi a torpe palestre. Quando la chiancion covesa fene sintuda e finis, i frusti hanno di posizionarsi tal poestius. Per esempio, si ur domanda i frusti che hanno la C con la cediglie, di là posizionarsi prima de vocal giuste. Dunque, tutte le C con la cediglie hanno di posizionarsi prima des lettaris A, O e U. Che invece hanno la C senza la cediglie hanno di là torte palestre a ci tutti che i frutti che hanno o la I o la E. La stessa roba si può fare al contrario. Si può domandare invece dai frutti che hanno intorno al quella vocale e hanno di là ci o la C con la cediglia sulla fonte delle regole grammaticali. Dunque, tutti i frutti che hanno A, O U intorno, anche con l'accento circonflesso in caso, hanno di cori e la C che i frutti che hanno la C con la cediglia attorno al quel. I frutti che invece hanno intorno al quel e I hanno di cori e mettisi subito dopo di tutti le C, c'è la cediglia. Us piace questa attività? Io le faccio sempre quando propongo queste lezioni. Mi raccomando, mettetemi un pollice per su e iscrivetevi al mio canale Mestre Daria. Si vede la prossima lezione.